Lo vediamo in opera qui a questa manifestazione sicuramente di grande interesse sportivo e agonistico, valori in rete, gioco calciando, una manifestazione in atto qui al campo sportivo di Favara che vede però la partecipazione di una decina di scuole, non solo di Favara ma da Agrigento, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, insomma l'aggregazione nello sport per i bambini è importante, no? È fondamentale l'aggregazione perché il gioco del calcio dà tantissimo ai bambini, dà autonomia, dà socializzazione, dà gioco, divertimento e credo che la federazione con questo principio di fare attività motoria per i bambini per utilizzare il gioco del calcio come mezzo, come strumento educativo sia una cosa importante. Infatti le nostre manifestazioni non sono organizzate per andare a far giocare i maschietti o per andare a far vincere una classe o una scuola. È una bella immagine che si ha, in altri posti non abbiamo avuto questo pieno, quindi perché qua chiaramente a Favara, ad Agrigento, i nostri collaboratori si vede chiaramente che lavorano, infatti è una delle prime province della Sicilia per il numero di scuole partecipanti e per l'attività che si fa durante tutto l'anno. È una festa che si rinnova perché l'anno scorso, esattamente forse un anno fa, eravamo qui, però vedo che il movimento veramente va aumentando di anno in anno e vedere uno stadio di calcio pieno di ragazzini, stracolmo le tribune è veramente una gioia, anche perché è lo sport dei giovani quello che interessa, dico, nel nostro piccolo, diciamo, provinciale. Io ne approfitto anche per dire che il 3 di giugno, domenica, celebreremo la giornata nazionale dello sport nell'impianto Città dei Templi di Villa Seta. Anche lì invito tutti quelli che mi stanno ascoltando perché anche quella sarà un'altra giornata di sport. Sì, è veramente bellissimo vedere tutti questi bambini questa mattina qui al campo sportivo a Favara. È un'iniziativa che si ripete ormai da diversi anni. Quest'anno abbiamo incrementato praticamente del 100% il numero degli istituti coinvolti, quindi oltre a questa festa di oggi se ne svolgerà un'altra domani a Licata. Ripeto, è bellissimo vedere tutti questi bambini qui stamattina, c'è un duro lavoro dietro che parte già dal mese di dicembre. Io volevo fare un sentito ringraziamento sia al coordinatore regionale Aldo Violato, sia al nostro responsabile regionale dell'attività scolastica, il professor Vito Orlando, che ci coordinano sempre in tutte le iniziative, e ovviamente il nostro presidente regionale Santino Lopresti che c'è sempre vicino in tutte queste manifestazioni. Un'iniziativa sicuramente interessante, come la valuta nel compenso della giornata di oggi? Una giornata sicuramente bella, no? Non solo bella, ma è molto importante nella vita dei bambini per questo momento di aggregazione sociale. Tra di loro c'è molta competizione, ma una sana competizione che nella vita fa bene, quindi anche in questo si abituano al rispetto verso gli altri. Sicuramente è un'iniziativa meravigliosa per tutti i bambini, perché anche per quelli che magari sono un pochino più timidi rispetto agli altri riescono ad aggregare. Un momento di aggregazione importante, no? Sì, certo, sicuramente. È stata una bella iniziativa, i bambini si sono molto divertiti anche durante la preparazione e hanno accolto bene questa iniziativa ed è sempre molto importante perché aiuta anche a rispettare le regole e i bambini si divertono tanto, almeno è un poco di diversivo, diciamo, di quello che si fa, dell'attività didattica che si fa in classe. Ecco, vediamo i bambini che ne pensano, parlate, dai, qualche iniziativa vi piace oggi? Sì, mi piace, troppo bello. Troppo bello. Tutto bene, ciao, grazie. Sì, parla, dilla qualcosa. Ti piace solo? Giorno siete? Bene, bene. Come sta? Sì, è bellissimo. Vi siete divertiti o no? Sì, oggi c'è una bella giornata. Divertiti. Tantissimo. C'è una bella giornata e anche oggi c'è caldo. Lo so, è bellissimo. Oggi mi sono scavato tutta la schiena. Oggi noi abbiamo vissuto una vacanza bellissima. E a fine anno. Oggi è una giornata. Io mi sono divertito di più. Un'iniziativa molto positiva, alla fine si sta insieme ai bambini in una bella giornata, è una cosa abbastanza positiva. Assieme alle colleghe abbiamo collaborato per portare avanti questa bellissima iniziativa che si sta concludendo con una bellissima manifestazione, con grande entusiasmo da parte degli alunni, dei genitori e degli insegnanti, nonostante la giornata calda che c'è.